Ipotesi chiusura dei municipi. Già da Scuccato, sindaco di Pozzoleone, si meraviglia della reazione di alcuni colleghi e tiene a precisare: era una evidente provocazione politica. Il comune resta e resterà la casa di tutti. Sanno benissimo i miei cittadini che do il cellulare a tutti per poter ricevere più persone possibili. È sicuramente un treno che passa una volta sola ed è sicuramente un treno che non dobbiamo perdere, perché penso sia una delle poche occasioni, insomma, per poter essere più autonomi, per poter decidere. Il comune dunque resta aperto e resterà anche la bandiera del Veneto, frutto del voto del Consiglio Comunale, perché invece di spendere soldi, dice Scuccato, facciamo propaganda così, con l'ok della prefettura. L'idea è nata dal gruppo di maggioranza, che poi è stato condiviso all'unanimità da parte appunto anche della minoranza. La chiamata alle urne è chiara. Queste le ragioni del sì. A pochi giorni dal voto, però, anche quelle di chi combatte questo referendum si stanno facendo sentire forti. C'è chi l'ha definito addirittura farlocco. La Corte Costituzionale ha spazzato via ogni e qualsiasi velleità di rafforzamento reale. La Regione non sarà né indipendente né sovrana. Tutto ciò che poteva avere a che fare con un po' di contenuto è stato spazzato via. È rimasto in piedi questa specie di moncherino che dice: vuoi tu bene alla mamma, cioè vuoi un po' di autonomia? Noi veneti da sempre siamo per il sì. Continueremo a dare voce a tutti e seguiremo passo dopo passo questa campagna elettorale. Ognuno faccia la propria libera scelta, ma con consapevolezza.